Cari amici, buonasera. Stasera sono particolarmente orgoglioso di avere non già solo un sindaco, non già solo il sindaco di Venezia, ma una persona con cui, e ve la presento subito, eccolo Luigi Brugnaro, una persona con cui facciamo due chiacchiere seduti in poltrona tranquillamente e ci diciamo due cose. Io gli chiedo perché non le so e lui me le dice perché le sa. Benvenuto Luigi. Grazie. E grazie della disponibilità. Ma intanto, ma tu ci credi davvero? Stai bene a sentirti il sindaco di Venezia? Non ti senti tremare le vene dei polsi? Entrambi le cose. Diciamo che è un grande onore intanto avere questa rappresentanza e ovviamente anche un grande onere. E devo dire che mi sto divertendo tantissimo, nel senso che per anni da imprenditore ho subito le peggiori angherie in questa città, proprio culturali, legando questo ragionamento alla difficoltà di far comprendere a tanti che l'imprenditore, la persona che rischia il proprio denaro, le persone che fanno qualcosa, le associazioni sono un valore per la società e l'imprenditore ha il bene più caro e lo dicono sempre, ma nessuno sembra che questa parte, diciamo, ideologica non voglia capire. Il bene più grande che ha, più prezioso, sono i propri collaboratori, i propri dipendenti, i propri stakeholder, si dice, no? C'è questa grande famiglia allargata che è questa acqua dove l'impresa nuota. In Veneto, in senso proprio della regione Veneto, abbiamo da sempre dimostrato di avere una grande capacità di saper fare impresa, perché nasce dalle nostre origini contadine, dalle nostre origini marinare, dalla nostra capacità di stare a contatto col mondo, per cui la prima cosa che noi sappiamo tutti quando si comincia a fare qualsiasi attività di impresa o di sfida, appunto una volta i veneziani l'impresa era cioè caricare insieme ad altri battelli, no, le nostre navi e poi aspettare che l'impresa andasse bene e dividersi poi il risultato, il profitto, a quel tempo si diceva. A Venezia sono nate le banche. Questa capacità di avere appunto il rapporto con gli altri ti fa portare al rispetto. Il rispetto è la prima cosa che ti insegno di tutti, perché io porto rispetto anche a quelli che mi continuano a offendere, anche a quelli che spesso non si arrendono mai, neanche di fronte ai conti, alle cose concrete, alle cose che tutti possono vedere. Ancora una volta dico alle persone a questo punto, perché è chiaro che uno che ha interesse, perché deve fare il partito, perché ha la tessera da sempre, io non ce l'ho, per cui non riesco a capirli, a questi non li posso convincere. Posso però spiegare alle persone che votano e che con tutta l'onestà e la positività che la democrazia consente, per cui ognuno può esprimere il proprio parere il più trasversale possibile, dico a Venezia c'è un clima di concordia, cerchiamo di aggiungere, di integrare, di far entrare in questo progetto chiunque, perché tutti sappiano che noi cerchiamo persone di buona volontà, tutti e soprattutto i giovani. Oddio, persone di buona volontà ce ne sono state tempo addietro, ma tanto per dire, adesso mi viene, ho preso un po' di cose in scaletta e entriamo nelle cose da dire su Venezia, non in ordine di importanza, ma così come stanno. Il Mose. Ma che cosa è questo Mose che spilla soldi? Adesso, guarda, io vi faccio vedere un vecchio titolo di giornale, Mose in panne 100 milioni per ripararlo. Cioè diventa un problema francamente serio. Questo è il motivo per cui renderà tanto nei prossimi anni? No, io onestamente condivido la preoccupazione, nel senso che io sono sempre stato un tifoso e ancora oggi lo sono, dell'opera ingegneristica del Mose, cioè credo che l'Italia, non solo Venezia, a Venezia poi si è deciso appunto, di fare questa scelta. Si è concretizzato? Sì, si è concretizzato, va ricordato che questa è una decisione che è stata presa dopo l'Acqua Granda, cioè dopo che nel 66 Venezia è stata devastata, il mare ha superato il Lido, proprio è passato sopra praticamente, ha rotto tutto e ha fatto una distruzione generale, per cui tutti devono sapere che il Mose non risolve il problema delle acque alte, il Mose è nato per risolvere i problemi delle acque eccezionali e siccome qual è acqua alta e qual è acqua eccezionale va deciso, la città che vive il suo porto, che vive l'acqua, non è come un porto di qualsiasi altra città dove le navi entrano e escono,
e la città continua tranquillamente la sua vita. Quasi. Esatto. Da noi il porto è all'interno della città, per cui le bocche di porto, le 3 bocche di porto, evidentemente pensate soltanto al mondo della pesca, cioè quando tu chiudi il Mose devi farlo con una certa ragionevolezza, per cui il meno possibile per non impattare la città. Ci sono da fare poi gli investimenti sulle previsioni delle maree, altre cose che quando si parla di Mose non si pensa. L'unico ufficio maree è quello del Comune di Venezia che con tutto l'efficientamento che abbiamo fatto è l'unico settore che invece abbiamo tenuto e abbiamo valorizzato. Poi andiamo all'opera di ingegneria. Anche secondo me questa cosa comincia a diventare un po' logora, cioè dico come funziona questa cosa, intendo dire questa procedura. Allora è tutto in mano al Ministero delle Infrastrutture, per conto dell'ex magistrato alle acque, oggi provveditorato alle opere pubbliche. Anche qui noi credo abbiamo bisogno di chiarezza, la città ha bisogno di chiarezza. Abbiamo chiesto in qualche modo più volte di essere aggiornati dei tempi, siamo sempre stati e saremo ancora filogovernativi, cioè pensiamo che queste cose sono le grandi opere che in Italia si devono fare, non è facile farle, però certamente ci sono imprese che hanno lavorato per il Mose e per quanto si voglia cercare le responsabilità del passato, ed è giusto che questo, è giustissimo, la magistratura faccia il suo corso, è giustissimo, bisogna poi però anche pagare le aziende, dar corso anche a quei pagamenti che se no bloccano lo sviluppo, e poi dobbiamo avere dei tempi e questo deve essere trasparente di fronte ai cittadini che francamente non capiscono, anche perché basta dire che è a Venezia lo scandalo del Mose, casomai lo scandalo del Mose è a Roma, non è a Venezia, Venezia l'ha subito e Venezia è anche un po' stanca di sentirsi offendere così continuamente. Ecco, per cui sul Mose per noi è una partita aperta, apertissima, a differenza di altri noi vogliamo occuparcene insieme ma con molta fermezza, assieme ad altre autorità che è giusto che partecipino. Il porto in primis, insomma, certo. Il porto e poi le categorie economiche, insomma. Un'ultima cosa sulla sistemazione, diciamo, politico imprenditoriale. Ho visto che per il Pili il Movimento 5 Stelle ha votato a favore, cioè questa è una cosa strana, che loro che sono i più critici di tutto hanno detto sì, va bene, evidentemente. Beh, allora, non devo fare io la difesa dei 5 Stelle, ma insomma, lo dico in termini di rispetto, hanno votato una mozione del Consiglio Comunale che diceva al privato presentate il progetto che poi il Consiglio Comunale vedrà, per cui anche le persone devono sapere che è stata fatta un'operazione verità su tutto e non soltanto sui Pili, ma in generale noi vogliamo dare l'impressione che questo Comune dice ai privati che ci sono: se avete progetti, i soldi, le risorse private, non pubbliche, venite, procedete, fate. È finita la storia di mandare via gli investitori. Sui Pili è stata fatta una mozione fatta dal Consiglio Comunale che dice al privato vai avanti, presenta un progetto che lo decideremo. Su questo devo dire che i 5 Stelle hanno avuto anche una certa visione politica che francamente io stesso a me ha meravigliato, cioè non un'opposizione tout court, tanto fare, ma è stata una cosa che forse hanno visto oggettivamente che le risposte tecniche, perché abbiamo dato tutte le risposte tecniche certo. che servivano per capire che quella è un'area perfettamente edificabile, non è mai stata area industriale, non ha mai avuto nessun tipo di... ed è un'area che va recuperata perché è inquinata e va bonificata. Tutto con soldi del privato e facendo qualcosa che da noi, lo dico anche con certo interesse, questo sì, perché la Reier penso che chiunque può parlare di interesse, ovviamente ha bisogno di un palasport, ha bisogno di un luogo simbolico che a Venezia non siamo mai riusciti a realizzare e lo diciamo in maniera aperta. D'altronde a Roma lo stanno facendo. Sì, ma, cioè, dico, sì, in ma un'area noi lo facciamo simile. Con soldi, esatto, ma con soldi privati, in tante altre aree del paese, quel poco che si è fatto con soldi pubblici. Sì. Qui stiamo parlando di soldi privati, è una cosa diversa. Noi dobbiamo dare l'impressione e poi anche la ragionevole certezza che con questa amministrazione, con questo modo di ragionare, noi possiamo risanare Porto Marghera, possiamo ricominciare a fare. La Pilkington ha riaperto gli stabilimenti, ha riaperto lo stabilimento, 120 persone in cassa integrazione, un lavoro fatto assieme con Confindustria, il Comune, la Regione, tutta una serie di componenti positive della società
abbiamo recuperato, invece che chiacchiere, abbiamo portato a lavorare di nuovo 120 persone e abbiamo costruito 50 posti di lavoro. Cioè, scusa, mi stai dicendo che allora bisogna guardare con positività, con ottimismo al futuro? Noi dobbiamo cioè, essere già smetterla molto... di piangerci addosso? Sì, però io non voglio che le persone pensino che siamo superficiali, cioè non è un ottimismo superficiale, è che sono dati concreti. C'è un momento di allineamento straordinario, ci sono tanti tecnici al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Infrastrutture, in Regione, la città metropolitana che coincide adesso, coincide come figura istituzionale sulla mia persona anche col Comune di Venezia. Abbiamo la possibilità finalmente di chiudere una partita, che è quella delle bonifiche, che è assolutamente importante. Nel patto per Venezia, il governo, per cui il governo Renzi, ha messo 270 milioni scritti, adesso devono tirarli fuori, però voglio dire, piano piano, intanto abbiamo fatto un passaggio in più, dico, senza metterla sempre in cacciara politica, è una cosa che... Ma poi dico a tutti quanti, ma guardate che io non ho una tessera politica, poi giustamente anch'io ho le mie idee, anch'io andrò a votare, però quello che va fatto per la città, qua stiamo parlando della città, dello sviluppo della città, dobbiamo essere insieme, dobbiamo metterci insieme, magari con l'arricchimento, uno diceva io farei di più questo, dopodiché si fa una sintesi, ma questa è l'unica cosa che ci interessa, questo è il senso di quello che stiamo facendo come infrastruttura. Allora, adesso cambiamo un attimo velocemente il piano e parliamo di un'altra cosa che serve a Venezia e serve non soltanto la sicurezza che da qualche tempo a questa parte io ne ho parlato anche con il vecchio questore e mi sono meravigliato una volta che andando a piedi da Piazzale Roma a San Marco ho incrociato fisicamente 6 pattuglie di polizia, 2 dei carabinieri, 3 dei vigili e insomma, conoscendo... Poi ci aggiungiamo anche i lagunari, che vanno ringraziati. Adesso anche i lagunari. Conoscendo Venezia com'era un tempo, dove potevi camminare per chilometri senza incrociare nemmeno uno straccio di divisa se non quella dei gondolieri, insomma, mi sono permesso di telefonare al questore, che è stato qui seduto dove sei tu adesso, e gliel'ho detto chiaramente, ho trovato una cosa nuova, buona. Sai, io i confronti col passato li faccio sempre con molta attenzione perché veniamo anche da altri periodi. Ti ricordi quando eravamo piccoli a Venezia si camminava veramente dappertutto, non c'erano neanche le chiavi attaccate fuori. Esatto, ma dobbiamo renderci conto tutti che cambia il mondo, per cui è inutile, non è che qualcuno sta dando responsabilità a quelli di prima. Non è questo il mio modo di ragionare. Dico, guardate, abbiamo trovato al mondo. Sappiamo che oggettivamente sono arrivate migliaia di persone. Si è parlato di un'accoglienza diffusa in Italia. Parliamoci chiaro, l'accoglienza è diffusa, ma poi tanta gente se deve fare furbettini, robette, pettini, roba, arrivano a Venezia. Per cui alla fine sì, li disperdi sul territorio, ma poi tanti ce li ritroviamo proprio nei luoghi simbolo dove ci sono i turisti, che in questo momento è una delle grandi economie che tutta l'Europa vuole, tra l'altro. E allora cosa succede? La sicurezza è... Dicono che c'è la percezione di insicurezza, ma poi nella realtà c'è la sicurezza. Ma insomma, secondo me, diciamoci la verità. Tante volte magari uno non sta neanche a fare la denuncia perché dice cosa mi serve. Quello che va detto è che noi ci rendiamo conto assolutamente che questa è una delle materie fondamentali per la vita delle persone, per anche la vita stessa delle imprese. Senza sicurezza, senza diritto, senza anche il pubblico decoro, cose minime, ma che sono di una necessità, cane, ma anche le persone. Ma anche le persone. Allora dobbiamo lavorare a base di questo. Allora, noi nelle case siamo andati a prendere la spazzatura. A Venezia, nel centro storico, suoniamo il campanello, non è finita ancora in tutte le aree, ma in molte aree di Venezia abbiamo cominciato a fare la raccolta a casa. È una cosa semplicissima, se vedete lo spazzino suona e ritira la spazzatura dalle 8 a mezzogiorno. Se uno deve andare via va a portare il sacchetto su una barca che viene messa in prossimità di casa sua. Tutto questo con 100.000 discorsi eccetera ha fatto sì semplicemente di togliere, perché prima l'abitudine era si lasciava il sacchetto fuori e passava lo spazzino, ma prima dello spazzino qualche volta passava il gabbiano, rompeva col becco e arrivavano anche le pantegane. E c'era una sporcizia, per cui nessuna polemica, semplicemente una soluzione dei problemi in maniera. E a chi dobbiamo ringraziare? Dobbiamo ringraziare Veritas, gli spazzini, le persone che fanno il nostro lavoro. Non c'è dubbio. Ci sono problemi sulla mobilità dentro il centro storico di Venezia? Sì, è vero, abbiamo tante persone, tante volte la comitiva che è magari
in maniera anche festosa sta aspettando il battello, chiaramente la persona, il veneziano dietro che deve andare a prendere il bambino all'asilo, deve fare solo una fermata, giustamente si innervosisce. Abbiamo fatto le priority, abbiamo fatto dove c'era spazio, diciamo sui luoghi più importanti, certo. Ferrovia, Rialto, eccetera. Oggigiorno, in silenzio, passano 18.000 persone sulle priority. Ecco, sono segnali, dico, di attenzione. La sicurezza... Ma come mai, scusa, spiegami questo fatto, ma come mai queste cose non le trovo mai scritte? Questo è un altro tema, ma permettetemi di finire sulla parte della sicurezza. Abbiamo assunto 150 vigili, cioè abbiamo fatto concorsi, gare, è necessario anche del tempo perché devi fare la delibera, devi recuperare i soldi nel bilancio facendo efficientamento, perché senza di quello non lo puoi fare. Devi fare i concorsi pubblici, no furbate tipo diamo l'appalto a delle cooperative, poi stabilizziamo le cooperative e poi saltano la fila. Qui si sono fatti proprio concorsi pubblici. Ci sono questi giovani, poi vanno addestrati perché andare in strada con la pistola, fare il pubblico ufficiale, eccetera, 6 mesi di addestramento. Parimenti, se vi ricordate, abbiamo acquistato, anzi affittato, perché i cani sono di proprietà degli stessi vigili urbani, della polizia locale, che poi li mantiene, per cui noi abbiamo fatto una delibera quando sono arrivato per prendere dei cani che servissero, che cercassero la droga, mi hanno deriso tutti, tutte cose che hanno funzionato. Abbiamo chiesto che venissero i militari a Venezia. Guardate, i militari, e voglio ringraziare ancora il comandante e tutti i militari dei lagunari nostri di Venezia che hanno il nostro cuore dentro, perché lì tantissimi di noi hanno fatto il militare lagunari. Bene, loro si sono subito prestati, bisogna ringraziare il Ministero, tutte le istituzioni. Abbiamo fatto attraverso il prefetto, il comandante dei carabinieri, il questore, la Guardia di Finanza, sono da citare perché lavoriamo costantemente, sempre sotto legge della Procura della Repubblica, va detto, del Tribunale, nessuno ha fatto nessuna azione. Abbiamo fatto perfino un protocollo sui controlli di vicinato, si sono iscritte migliaia di persone che tutti i giorni organizzano gruppi di ascolto, non solo per fare, nessuno ha mai fatto le ronde, facciamo il controllo tra di noi, si va a suonare il campanello all'anziano che magari non si vede da qualche giorno, si chiama la polizia locale se si vede una macchina sospetta e vengono loro a intervenire, cioè la città piano piano si sta rimettendo in moto. C'è ancora da fare, ho finito, c'è ancora da fare tantissimo. C'è ancora tantissimo, sappiate che lo stiamo facendo, vogliamo farlo, lo faremo sempre meglio. Una parola... la sicurezza è fondamentale. Certo, ma questa sicurezza è per la città storica, ma anche per la terraferma. No, guarda, noi stiamo lavorando tantissimo sui parchi, a Bissuola, a Pilaghetto, nella zona della stazione, cioè c'è ancora il sottopasso, noi abbiamo presente esattamente oggi quali sono le tematiche più importanti, ma non ce l'abbiamo solo noi, ce l'ha il prefetto, ce l'ha tutta la macchina di sicurezza, in qualche caso interveniamo a seconda di come sono le convenienze, noi siamo sempre sotto gli organi di vigilanza del Tribunale, per cui questa è la macchina dello Stato che si muove, poi giustamente se qualcuno deve arrabbiarsi si arrabbia col sindaco. Ok, ci sta anche questa, fa parte degli oneri. Fa parte degli oneri, però io su questo dico ai cittadini, sappiate, abbiamo appena incominciato, c'è ancora tanto da fare e ne siamo convinti. No, ma c'è dubbio. Voglio che tutti sappiano perché non c'è nulla da vantarsi. Qui c'erano 30 anni in cui c'era un'ideologia diversa, poverini, accogliamoli, vogliamoli bene, facciamo le grigliate, sì, anche dopo che si comportano bene, dopo che li abbiamo integrati, dopo che abbiamo riaperto le fabbriche e diamo lavoro a tutti quanti. E allora uno non può stare qua, non fa niente, deve stare qua e lavora. Così c'è l'integrazione e i rispetti, porti rispetto. Da imprenditore, 14 miliardi e mezzo di euro l'anno. Li consideri un grosso ricavo per un'azienda? 14 miliardi di euro. Di euro. Allora, l'azienda che fa questi ricavi tutti gli anni è l'azienda della droga. Lo spaccio della droga rende questo. Allora... qualcuno vuole liberalizzarla adesso? Io mi domando, ma è possibile una cosa del genere? Ma io, guarda, io non faccio il predicatore. 14 e mezzo quello, 4 e mezzo la prostituzione, 4 miliardi e mezzo, cioè non è poco, è un... Aspetta, in Austria, sono due temi diversi, in Austria la prostituzione è addirittura legalizzata, tant'è che tanti partono da qua per andare in Austria, quindi dico, su questo bisogna aprire un capitolo proprio a parte. Ne parleremo un'altra volta di questo fatto, di questo, di porti franchi, ne possiamo parlare un'altra volta, ma è possibile, e nessuno poi lo sottolinea sulla stampa, sono tutti soldi in nero, all'andata e al ritorno.
Non c'è dubbio, sapete, cioè, qui siamo un paese in cui oggettivamente le persone delinquono e escono, e alcuni, i veri delinquenti, non la persona per bene che magari capita nelle maglie poi di qualcosa che può succedergli e per cui resta imbrigliato magari per 10 anni di sentenze che non arrivano mai, eccetera, ma quello specializzato nel far furti, quello che spesso viene, i delinquenti di tutta Europa stanno venendo qua tante volte perché dicono tanto qua la facciamo franca, vengono presi, arrestati, liberati, abbiamo un sistema di leggi, attenzione, nessuno se la prende con i magistrati, per cui applicano le leggi, no, ma è bene al cittadino dire bene le cose, qui non c'entrano i magistrati, sono i primi loro a chiedere che la macchina della giustizia venga efficientata, io voglio ringraziarli tutti i giorni, noi abbiamo fatto una proposta di legge, assieme all'onorevole Causin e all'onorevole Brunetta, presentata tra l'altro e firmata in maniera trasversale alla Camera dei Deputati, dove abbiamo chiesto che vengano dati i poteri penali al giudice di pace. Il giudice di pace oggi decide sulle piccole questioni amministrative. Noi gli abbiamo detto, ma diamogli dei poteri penali al giudice di pace da 1 a 10 giorni di cella di rigore, non di più, perché stiamo parlando di piccole cose, dalla maleducazione all'ubriachezza molesta. Io me lo ricordo durante la campagna elettorale per l'elezione di Brugnaro sindaco. Abbiamo fatto la proposta, certo, l'abbiamo realizzata. Della cella sì, noi l'abbiamo realizzata, abbiamo addirittura 2 o 3 celle di sicurezza dove teniamo i fermati, perché noi fermiamo i fermati, poi chiamiamo ovviamente, segnaliamo la Procura della Repubblica che decide quello che deve essere fatto, cioè essere liberati, eccetera. Di fatto la legge ci obbliga a rilasciarli, possiamo prendere le impronte digitali, a segnalarli, fotosegnalarli. Oggi diritto non ti dice niente, per cui se anche becchi uno in flagranza di reato, a meno che non sia un reato particolarmente grave, questo lo decide il magistrato può andare per direttissima, ma anche lì ci sono delle persone che sono particolarmente efficienti, si fanno trovare che sono incinta, hanno i bambini minori al seguito, sono abbastanza professionisti. 3 giorni fa un carabiniere ha arrestato la mattina un ladro in flagranza di reato, lo ha arrestato, lo ha portato davanti al giudice, è successo non in Veneto, lo ha portato davanti al giudice, è stato condannato e messo in libertà. La sera il carabiniere stesso, fuori servizio, lo ha trovato in una casa che stava rubando. Sì, lì c'è anche un'altra cosa da dire, che poi se non ci mettiamo mani a queste leggi, io insisto, invece che fare cose eccessive, stiamo calmi, facciamo una cosa moderata. Io dico, se una persona è ubriaca, può essere mio figlio, può essere tuo figlio, può succedere, dico, lo prendi, lo togli dal contesto, che può creare pericolo anche per lui stesso, perché se trovi la persona sbagliata, magari succede qualcosa di più grave, lo porti in cella di sicurezza, all'estero funziona, c'è il giudice di pace che decide, la mattina non è più ubriaco, gli dai una cauzione di 500 euro, 1000 euro, quello che vuoi, e va fuori. Funzionava, questo, ti dico una cosa di Venezia. Scusa, ti finisco solo una roba, non va a gravare, lo dico per i cittadini, la proposta cos'era? Non gravi sulla magistratura, per cui gli togli questa cosa importante. Non gravi sull'apparato delle carceri, che già sono sovrastimate, che anzi andrebbero fatte carceri nuove e anche molto più moderne, secondo me. Non gravi su tutto l'apparato di sicurezza, perché noi come polizia locale lo finanzieremo, il giudice di pace, lo paghiamo noi, teniamo la gente in cella di sicurezza da noi, per cui non ci sarebbe gente che avanti e dietro, non andremo ad appesantire, anzi potremmo essere a disposizione di carabinieri e polizia per le cose minime, perché non sai dove mettere queste persone qua, un giorno, e poi fuori. Sindaco, se è un minore chiamo il familiare, il papà, hai capito? Una pedata sul sedere e il figlio va via. Negli anni 50 e 60 la signora Maria di Castello chiamava il maresciallo dei carabinieri, gli diceva: maresciallo, ma avete mica visto mio marito che non è tornato a casa? E il maresciallo gli diceva: signora Maria, lo abbiamo noi in carta buia perché è embriaco. Grazie maresciallo, la mattina dopo lo andava a prendere. Grazie maresciallo, perché non si è fatto male, non è caduto in canale, non è tornato a casa ubriaco, non mi ha massacrato di botte e adesso sta bene ed è pentito. Lo diciamo ai cittadini, non ci siamo messi d'accordo, cioè è proprio, abbiamo semplicemente, stiamo rilevando quello che lo faceva il maresciallo a Venezia. Ma lo diciamo, cioè non c'è nessuna voglia di essere
stato militare, poliziesco, non c'entra niente, carità, è che al carabiniere, al poliziotto, alla persona che tutti i giorni rischia la vita per strada, cioè non può essere che lo prendono in giro in maniera costante e continua in questo modo, perché o lo fracassino di botte, oppure hai visto lo fracassino di botte, è una cosa vergognosa. Diamo solidarietà a quel poliziotto e a lui per tutti quanti i suoi al carabiniere, un brigadiere che è stato vergognoso, veramente anche vigliacca, perché poi oltretutto di quella capitolo a terra, poi dopo tutti quanti incontro, una roba non pensa se fosse successo il contrario. Eravamo tutti i giorni. Se fosse successo il contrario sarebbe sì, però sta cambiando l'aria. L'importante è non fare l'errore che fanno loro, cioè quello di esagerare le cose. Cioè sappiamo benissimo che quello è stato un atto vigliacco, fermiamolo a quelle persone lì, perché poi non è che possiamo allargare. Bisogna comportarsi anche, pur affermando un nuovo modo di diritto, un nuovo modo di stare in pace, un nuovo modo di progredire, dobbiamo avere quella ragionevolezza, quella umiltà e modestia da poter fare le cose senza voler stravincere, come invece altri ci hanno voluto far vedere nel tempo. Sindaco, io ti ringrazio, ti estorco una promessa. Sì, ho capito. No, torna fra un mese. Ma anche puntualmente su singoli casi ti rispondo. Guarda, mi fai veramente il piacere dei nostri telespettatori. Ma guarda, è solo un problema di tempo, perché io potevo, dopo essere stato eletto, andare in giro, perché tanti mi hanno anche detto, persone che mi hanno votato, hanno detto: ma sindaco, vieni a bere qualcosa, fai un giro, facciamo. Io dico a loro, quando ho trovato una situazione veramente disastrata, cioè no, ma va al di là di ogni immaginazione, continuo a dirlo, e sono stato in ufficio 16 ore al giorno, perché prima devi trovare le risorse, prima, questo è qualcosa che bisogna saperlo fare, cioè gestire una macchina così complessa. Noi abbiamo 3.000 dipendenti del comune, 7.000 dipendenti del partecipato, e i servizi bisognava continuare a mandarli avanti. Noi abbiamo ereditato un tram che si fermava, se vi ricordate, ogni 10 minuti, che noi stessi non volevamo, che abbiamo detto che doveva costare 100 milioni, ne è costata 240. Abbiamo visto delle cose. Mi hanno accusato adesso di non aver confermato i precari. No, ma questa è una roba, facciamo un film solo per sta roba qua. Cioè, hanno tenuto per anni e anni dei precari nei servizi del comune. Dopodiché a noi hanno lasciato la patata che avremmo dovuto assumerli a tempo indeterminato. Cioè, intanto a nome di chi? Dei cittadini, qualcuno gliel'aveva chiesto, qualcuno ha detto, ma il governo, che è loro, che è della sinistra, ha fatto una norma dicendo, se volete li potete assumere. Sì, ma qui soldi dei cittadini, ma io devo assumere quello per cui i servizi i cittadini mi hanno chiesto, ci hanno chiesto i vigili urbani i cittadini, non ce n'erano più, eravamo sotto organico, ancora oggi dobbiamo potenziare, dobbiamo fare ancora passi su questo, perché io rappresento i cittadini, prima i cittadini non erano rappresentati, nelle stanze dei partiti si mangiavano e si decidevano perché andavano per le sedie. A me delle sedie non me ne frega niente. Io voglio che i giovani, i bambini possano avere un lavoro. È l'unica cosa per cui mi batterò sempre, costantemente, per cui vengo non una volta, 10 volte, su temi, perché dobbiamo comunicare bene le cose. Ne parleremo ancora con i cittadini. Grazie a te e a presto. Grazie.